Secondo noi questa ordinanza era sbagliata 15 giorni fa, è sbagliata tuttora perché crea una discriminazione all'interno degli esercenti della stessa categoria merceologica, in quanto gli esercenti sotto i 250 metri quadri sono aperti il sabato. Ai titolari di negozi di media e grande superficie il rinnovo dell'ordinanza regionale proprio non va giù e chiedono a gran voce che a tutti gli esercenti della stessa categoria merceologica, ad esempio abbigliamento o calzature, sia consentito di lavorare allo stesso modo, in particolare il sabato che è il giorno dei maggiori incassi. A Conegliano, in centro, ad esempio, siamo chiusi noi e Benetton, proprio nella strada principale. Tutti gli altri negozi sono aperti. Credo che questo sia un esempio lampante di come questa ordinanza sia sbagliata. Ma non piace nemmeno il contingentamento delle presenze in queste settimane che precedono il Natale e nelle quali, grazie a varie promozioni, la gente è più propensa a fare acquisti. Uno anche se entra su un negozio di abbigliamento, minimo resta dentro mezz'ora per provarsi i capi, per vedere, per insomma, per comprare in tranquillità, e se deve avere l'angoscia di uscire perché magari c'è qualcuno fuori che aspetta, diventa un dramma, e quindi la gente cosa fa? Pur di evitare questo tipo di situazione magari compra in altro modo. Il rischio, dice Confcommercio, impegnata in una campagna per incentivare le compere nei negozi di prossimità, è che tutti gli acquisti finiscano per essere effettuati nelle grandi piattaforme online. So che è difficile perché il periodo è così impegnativo e importante che le linee guida sono quelle di tenere la gente a casa, ma se la gente sta a casa purtroppo la gente non spende e l'economia va in default.